Sono Chiara Boretto, ho 26 anni, risiedo nel comune di Costa di Rovigo con la mia famiglia e sono laureata in sociologia presso l'Università degli Studi di Padova. Dal 2009 sono consigliere comunale nel comune di Costa di Rovigo e dal settembre 2011 ho ricevuto anche le deleghe di assessore ai servizi sociali, pari opportunità, famiglia e immigrazione. Dal gennaio 2012 sono anche portavoce provinciale delle Donne Democratiche. Oggi sono candidata alla Camera nelle liste del Partito Democratico nella 26esima posizione. Se fossi eletta sicuramente mi batterei per il Polesine perché ci fosse un sistema di servizi integrato e che favorisse l'occupazione femminile, ad esempio ampliando la rete degli asili nido. Poi sicuramente cercherei di portare un maggior collegamento tra quello che è il mondo del lavoro e il mondo dell'istruzione, perché si favorisse così anche l'occupazione giovanile. Io credo che oggi l'Italia abbia bisogno di una classe politica responsabile, che sappia mettersi al servizio reale dei cittadini, proponendo delle proposte concrete, realizzabili e non false promesse che siano soltanto degli slogan per riuscire ad arrivare al governo. Credo sia necessario recuperare un senso di ascolto dei bisogni della cittadinanza, sapendo dare anche risposte, recuperando quello che è il rapporto tra classe politica ed elettori. Se fossi eletta non mi sento di fare promesse, perché oggi non è più il momento di fare delle promesse, ma di assumersi degli impegni verso i cittadini che ci hanno votato. Quindi sicuramente continuerei a lavorare per il mio territorio, come sto facendo nel mio piccolo comune, ascoltando i bisogni delle persone, cercando di dare delle risposte per quanto mi è possibile.